commentiamo il libro di Elisabetta Pastore, Non respirare. Veronica, l'avvocato Veronica Giglio Fiorito, di notte Jasmine. È Giglio Bianco. Oddio, scusami, Giglio Fiorito. Giglio Bianco. Vabbè, è comunque Fiorito. È un giglio bianco fiorito e di notte Jasmine. Di giorno quindi è avvocato, civilista, e invece di notte lavora in un outline. Perché non respirare, Elisabetta, il libro? Non respirare l'ho scelto alla fine, quando ho messo il punto, che è rimasto quello, insomma, il primo punto è stato anche l'ultimo, perché lei non respira mentre vive, nel senso che non ha un attimo di tregua, e allo stesso modo il libro si legge a sondaggio fatto, senza respiro, nel senso che si legge molto velocemente. Sì, lei comunque corre da una parte all'altra perché poverina non solo ha difficoltà economiche, ma ha anche un fidanzato tossicodipendente. Come avrebbe detto mia nonna, insomma, non si è fatta mancare nulla. No, lo dice più duro. Ecco. Come tua nonna. Sì, non si è fatta mancare proprio niente, cioè sì, è una tragedia dopo l'altra che le capita. Beh, non è solo un libro di tragedia, insomma, ci sono anche delle parti divertenti in cui lei ha a che fare con... Un po' grottesco alle volte. Sì, grottesco, è comunque vitale perché comunque non c'è soltanto il dolore, c'è anche il risveglio delle emozioni, una cosa che va bene. È un libro intenso, infatti. A mio avviso è un libro molto intenso che ti ricorda che cosa sei disposta a fare per amore, per vivere e per sopravvivere. Che poi io non ho trovato una distinzione netta tra lei di giorno e lei di notte. Lei è una persona che ha difficoltà a vivere le emozioni, lei è passiva e ha bisogno, come se avesse bisogno di una scossa, perché anche la sua relazione con Marco ormai è arrivata a una sorta di capolinea, in cui lei praticamente sta dietro a Marco come una madre sta dietro al bambino. Più che una relazione d'amore è una relazione di mutuo soccorso, di assistenza, in cui lui ha bisogno che lei gli stia accanto, ma lei ha bisogno che Marco stia male per esprimere se stessa. Sì, in realtà non so chi sia più dipendente dell'altro, più tossico tra i due. È probabile che ognuno dei due abbia una dipendenza. Non è difficile che ci capiti di dipendere da qualcosa di esterno, per questo poi è difficoltoso essere equilibrati, sereni, perché poi la serenità arriva dall'equilibrio. Quindi sì, lei non è, condivido questa cosa, almeno anche io la vedo così, se leggessi questo romanzo, lei non è doppia, lei è una, Veronica, che di giorno fa l'avvocato in una Roma che... O meglio, in più punti nel libro effettivamente descrive proprio bene in diversi passaggi, ne descrive l'odore, ne descrive l'utilizzo, ne descrive benissimo gli effetti, e quindi in realtà anch'io gli ho chiesto ma come mai insomma avessi una conoscenza così approfondita dell'eroina, dell'assunzione, del modo, di tutto quello che ci gira intorno, e lei mi raccontava appunto che ha visto una serie di video. Sì, ma nel senso che è sempre stata davvero una mia fissa. Dice: c'è odore di vite normali qui dentro, tanto normali da inquietarmi. Mi sento lontana anni luce da questa quiete. Voglio uno così vicino a me, un macellaio. Ci penso quando vengo in questo posto. Uno con le unghie insanguinate ai bordi, le mani irrubidite dal primo freddo, la faccia di chi non ammazzerebbe una mosca. Uno che passa il tempo contento in mezzo alle reliquie degli animali. Fedele, lavoratore, buono. Uguale al ragazzo che sa al banco macelleria. Mi racconto stronzate del genere per convincermi che la vita non è più interessante quando è complicata, che l'amore può essere deciso in ogni momento, basta volerlo. Ma non riesce a durare il tempo necessario per diventare convinzione, un pensiero tanto saggio. Io non so vivere così. Io mi innamoro dell'impossibile, dell'irreale, mi infogno, come Marco con l'Ero.